Le imposte sui redditi, nella mia visione, devono andare tutte allo Stato. E le imposte sui consumi, secondo me, devono essere devolute alla Regione. Autonomia declinata dai renziani, o per meglio dire da Italia Viva, il nuovo movimento che fa capo all'ex premier Matteo Renzi. A spiegarla ieri sera a Treviso Luigi Marattin, che con Renzi e Gentiloni a Palazzo Chigi è stato consigliere economico, con particolare attenzione alla riforma delle regole fiscali per gli enti territoriali. Marattin fino al 2018 è stato presidente della commissione tecnica sui fabbisogni standard, quelli per intenderci che per legge dovrebbero essere applicati dallo Stato per il calcolo di quanto versare alle regioni per i servizi ai cittadini. Qualcuno vi ha mai detto che la metodologia per calcolare i costi standard c'è, è pronta? È la politica che non ha mai voluto utilizzarli, tutta la politica. Per Marattin la vera autonomia non passa attraverso le 23 materie, ma sulla definizione precisa tra Stato, regioni, province e comuni metropolitani di chi riscuote le tasse in relazione ai servizi che eroga. Strumenti fiscali esclusivi, competenze esclusive, in modo che io cittadino guardo a tutti e tre i livelli di governo, a te ti ho dato della mia busta paga tot, a te tat, a te tit. Che mi hai consegnato come risultati sulle funzioni di cui tu solo sei responsabile? Tra spiegazioni economiche, infine, da Marattin c'è stata anche la stoccata al suo ex Partito Democratico. Prima stavo in un partito, diciamo, che si faceva fatica a far passare un messaggio univoco, perché dicevi una cosa e poi usciva un tuo compagno di partito a dire che in realtà non era vero, ma anche perché purtroppo il dibattito pubblico è diventato una cosa dove è difficile distinguere fra fatti e opinioni. Sono contro l'autonomia? No. Sono contro parlare e vendere l'autonomia come uno scalpo.